Presidente Lakota, oggi questa importante firma per il protocollo per la gestione del campo di Patriciano e del Museo Nazionale, una soluzione che dà continuità. Sì, assolutamente, quindi è un aspetto molto positivo e quindi siamo molto contenti che con la Regione oggi si firmi questo protocollo per dare continuità e non solo continuità ma anche sviluppo a un progetto che è unico in Italia, in un posto assolutamente straordinario che è un ex campo profughi, il più grande naturalmente, che ha visto migliaia e migliaia di famiglie passare e svernare parecchi inverni in quel sito. Quindi le prospettive che si aprono sono prospettive interessanti, molto importanti, e soprattutto questo protocollo sblocca una serie di finanziamenti che erano in attesa di poter appunto essere utilizzati. Una testimonianza importante, ha detto Presidente, che simboleggia anche le sofferenze che sono state patite dagli istriani, in particolare il campo profughi Patriciano. Ci sono anche delle storie, ma ci sono anche le masserizie che ricordano l'esodo. Certamente, il museo di carattere nazionale, chiamato così perché appunto è un unicum nel panorama museale nazionale, conserva all'interno della struttura, appunto in un percorso di visita molto articolato, un assortimento, una campionatura veramente molto rappresentativa di tutte le masserizie che erano conservate in Porto Vecchio. Questo grazie a un accordo con l'IRCI che ha permesso l'istituzione già nel 2004 di una mostra che poi appunto è diventata permanente. E quindi sicuramente nelle prospettive di sviluppo c'è anche una rimodulazione dell'esposizione in questo senso.